Vado. Ricetta di Roberto Pierro. La triglia viene pulita, si creano i due filetti, spinata, poi la incido. Adesso questa l'ho già incisa, vedi? Così permetto al calore di entrare dentro. L'appoggio su una padella antiaderente con un filo di olio d'oliva e sale a freddo. Questo permette di creare la pelle, la fa diventare croccante, non si arriccia, perché se tu la metti a caldo il calore fa arricciare il pesce e non viene più croccante, diventa bollita. Una volta che la pelle è croccante giro la triglia e spengo il fuoco, il calore che ha la padella finisce di cuocere l'altra metà. Nel frattempo faccio saltare due pomodorini, in questo caso zafferini, capperi e olive, un filo di olio senza sale. Pronta, spengo, non c'è più bisogno del fuoco. Spengo, si cuoce da sola. Mai coprire. Fuoco spento, man mano che si raffredda lui termina in modo perfetto la cottura, non ha più bisogno di calore, non bruci l'olio, non intacchi il fegato. Se dovesse aumentare lo spessore, per esempio l'orata è più spessa, il branzino è più spesso, è talmente perfetta la natura che per far diventare la pelle croccante del branzino ha bisogno di più tempo di fuoco. Il gioco è sempre lo stesso quando la giri. Olio all'aglio, profumato di aglio, brodo vegetale, basta. Un po' di sale, hai messo sale, no? Sì, sì. Poi la servo così, mi aiuto con un coppapasta per dargli una forma un po' più... se no puoi mettere anche col cucchiaio direttamente. Tiri su. Questo è il profumo per la lenticchia ed è anche bello. In questo caso basterebbe quello. Faccio così, appoggio qui, così, di carta tolgo sta macchiolina, questa la prendo così, una. Poi li metti a fantasia come vuoi, 2 e 3. Un goccio di olio crudo alla fine.